Prende la parola il deputato Nicola Pellicani, componente dell'8ª Commissione Permanente Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. Sono stato coinvolto anch'io un paio d'anni fa dall'amico Antonio con il collega Dimitri Coin per risolvere uno dei tanti problemi di percorso che dovete affrontare nel corso della vostra attività, e sono stato molto contento che sia andato a buon fine e mi sento parte della rete da allora. Sono passati un paio d'anni, doveva ancora cominciare la pandemia, e questi 2 anni hanno certo aiutato, come dire, lo svolgimento delle attività, anche delle vostre attività non solo istituzionali e di rappresentanza, ma soprattutto di ricerca e anche di stessi interventi all'interno degli ospedali. Guardate, la faccio molto breve. Io credo che, e non sono ovviamente un tecnico, ma cerco di dare una mano dalle istituzioni. Credo che su questi temi la politica debba agire in modo trasversale, deve agire per risolvere i problemi dei cittadini. Sappiamo che è molto difficile, a volte ci riesce, a volte no, ma questo io credo sia il nostro compito, soprattutto per ribadire eccellenze come queste, come tante ce ne sono in Veneto, perché la nostra regione, campo sanitario, ma non solo nella ricerca, nell'impresa, in tanti campi è all'avanguardia, e se è questo dobbiamo ringraziare i veneti in particolare, ma anche su questo dobbiamo tutti insieme, a prescindere dalle appartenenze politiche, dare una mano per mantenere questi livelli e per risolvere i problemi. Quindi buon lavoro e grazie.